Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Oggi prepareremo con due soli ingredienti un dolce al cucchiaio della tradizione siciliana. Ebbene sì, faremo il gelo alle mandorle. Quindi per fare questo gelo alle mandorle ci occorrerà del buon latte di mandorla già pronto e 50 grammi di maizena, oppure fecola di patate, oppure amido di riso, quello che avete a casa. Adesso ci trasferiamo ai fornelli e vediamo come fare la ricetta. Faremo la dose per mezzo litro di latte di mandorla, quindi andiamo a versare un po' nel nostro pentolino e andiamo a mettere dentro i 50 grammi di maizena. Andiamo a freddo a mescolare il tutto in modo tale che non si formino dei grumi e andiamo a completare con il restante latte di mandorle una volta che abbiamo sciolto il tutto. Quindi possiamo adesso versarlo tutto perché è stato ben sciolto l'amido. Andiamo ad accendere il fornello e andiamo a fare addensare il tutto piano piano, mescolando sempre e senza portare mai a bollore il latte di mandorla. Ed ecco qui il nostro gelo di mandorle pronto. Abbiamo già spento il nostro fornello e adesso lo andremo a mettere nelle nostre formine. Abbiamo bagnato le nostre formine in modo tale che poi non si attacchi e lo andiamo a versare, ecco, qui dentro, ecco qui, ed ecco qui il nostro gelo messo nelle formine. Adesso lo metteremo al fresco per un paio d'ore e andiamo a tostare i pistacchi e le mandorle per metterle sopra. Mentre il nostro gelo di mandorle si raffredda, andiamo a tostare mandorle e pistacchi per guarnire poi il nostro dolce al cucchiaio. Dopo aver tostato mandorle e pistacchi, li andiamo a versare dentro il nostro mortaio e li andiamo a schiacciare in maniera molto grossolana. Ecco qui come dovranno essere. Ecco qua il nostro gelo di mandorle pronto, l'abbiamo guarnito tutto con le mandorle e i pistacchi tostati, abbiamo messo anche sopra una spolverata di cannella in polvere e adesso lo assaggiamo. Buonissimo, fatelo, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!